Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo webinar di Veneto Welfare. Veneto Welfare, unità operativa di Veneto Lavoro. Io sono Silvia Cavallarin, la coordinatrice di Veneto Welfare, con me Simone Dedda di Dritto. L'occasione di questo webinar è per illustrare uno strumento che abbiamo chiamato Welfare Map e che è disponibile gratuitamente all'interno del sito di Veneto Welfare. Attraverso Welfare Map voi potete consultare le principali agevolazioni, bonus e misure di sostegno disponibili sul territorio attraverso una piattaforma digitale, facile e intuitiva. E con Simone oggi vedremo il funzionamento di Welfare Map. E se ci sono domande, voi potete scriverle in chat e alle domande vi verrà risposto alla fine del webinar. Vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio Simone e do la parola a Simone. Grazie. Grazie mille Silvia per l'introduzione, buon pomeriggio a tutti e tutte. Io sono Simone Dedda, sono il responsabile delle operations di Dritto, che è uno strumento fatto da Laborability. Volevo iniziare con un paio di domande che ci hanno guidato proprio nella realizzazione di questa mappa per le agevolazioni e i bonus pubblici. Quanto pensi di conoscere il welfare pubblico in generale? Questa è una domanda che, per quanto può sembrare semplice, per quanto possa sembrare banale, ha una risposta che non è così scontata. Tant'è che, infatti, nonostante tutta l'attività che viene fatta, sia di promozione delle agevolazioni che diversi enti pubblici fanno rispetto a tutti noi cittadini, eh, e anche vengono promosse tramite i mezzi di informazione, quindi sui giornali, telegiornali, sui social, abbiamo chiesto a tutti gli utilizzatori del nostro strumento, che sono più di 150 aziende, proprio questa domanda. Quindi quanto pensi di conoscere il welfare pubblico in generale? Quello che è emerso è che circa l'80% ha risposto poco o nulla, quindi un valore veramente significativo rispetto a quello che è uno dei pilastri proprio dell'accompagnamento dei cittadini da parte delle nostre istituzioni pubbliche. E quindi questo significa in maniera molto chiara ed evidente che ci possono essere dei diritti che non vengono fatti valere o delle opportunità anche che non vengono colte. Un'altra domanda importante è questa, cioè quante agevolazioni pubbliche e bonus ci sono in Italia? Questo è un altro tema molto significativo perché molto spesso sentiamo parlare delle poche agevolazioni, pochi bonus che transitano attraverso i telegiornali o attraverso le maggiori testate nazionali e ci perdiamo di vista quello che è la realtà dei fatti, perché dal livello nazionale al livello locale l'ordine di grandezza delle agevolazioni pubbliche è delle migliaia, quindi ci possono essere centinaia e centinaia di queste agevolazioni che vanno a toccare tanti aspetti della nostra vita. Riguardano i nostri figli, magari riguardano i nostri genitori, situazioni eventualmente di fragilità, ma non solo. E come vedete, sempre dal sondaggio che vi citavo prima, la maggior parte delle persone comunque non ha colto il fatto che il volume proprio di queste agevolazioni è così grande e significativo. Infatti quasi il 65% dice che sono meno di 100 in queste agevolazioni. Inoltre è emerso che circa il 60% non sa dove trovare le informazioni per trovare queste agevolazioni pubbliche, non sa su che canale andare a vedere. Poi lo sappiamo,
queste agevolazioni provengono da tante istituzioni pubbliche differenti, quindi dovremmo andare a spulciarle sui diversi siti istituzionali che sono molteplici. Proprio per questo nasce Welfare Map di Dritto per Veneto Welfare. I nostri obiettivi sono 3 e sono molto chiari. Il primo è quello di facilitare la comprensione delle opportunità del sistema del welfare. Il secondo è supportare tutti noi, cittadini, nell'individuazione delle agevolazioni, delle misure più adatte alle nostre esigenze. Possono essere per noi o per la nostra famiglia, perché riguarda magari il nostro compagno o compagna, possono riguardare i nostri figli o magari i nostri genitori, o venire a conoscenza rispetto a situazioni che possono riguardare anche delle nostre persone care, ma che non sono nostri parenti. Da ultimo, un tema che a noi sta particolarmente a cuore, cioè quello di promuovere una cultura del welfare che sia inclusiva, orientata all'equità e anche all'utilizzare, l'evitare gli sprechi delle risorse pubbliche che ogni anno vengono stanziate proprio per queste agevolazioni. Tutto questo nasce grazie a Laborability, l'azienda a cui faccio parte e che ha realizzato la piattaforma di Dritto, e noi da sempre facciamo divulgazione sul mondo del lavoro, sul mondo del welfare inteso nel senso ampio del termine, quindi dello stare bene sul posto del lavoro, di stare bene con gli altri e di utilizzare al meglio le risorse che vengono messe a disposizione. In particolar modo quello che facciamo è raccontarlo sul nostro sito e sui nostri social, dove quasi 300.000 persone ci scelgono ogni giorno. Torniamo un attimo al tema del modo con cui trasmettiamo queste informazioni. Perché vi ho citato quell'attività che facciamo con Laborability? Perché è proprio quello che vogliamo trasmettere attraverso Welfare Map. Vogliamo cercare di rendere più semplici possibili, più chiare possibili le informazioni che sono frastagliate, suddivise e magari non sempre molto ben chiare all'interno di siti delle istituzioni pubbliche, dove talvolta è molto ricco di termini in linguaggio, diciamo, burocratico, legale, o magari ci sono dei rimandi significativi a delle circolari amministrative, a dei decreti attuativi, che magari possono rallentare la comprensione dei nostri diritti, perché comunque i diritti e le opportunità sono tali solo se sono accessibili, che era uno dei 3 pilastri per cui abbiamo creato Welfare Map. Infatti, come vedete, proprio avevamo chiesto, ritieni che le informazioni sui bonus pubblici siano facilmente comprensibili? Quasi 2 persone su 3 rispondono di no, e una restante parte, che era andare a quasi il 95% delle persone che abbiamo intervistato, dice no oppure solo in parte. Questo è molto significativo. Da ultimo, anche cosa ci trattiene quindi da fare richiesta per le agevolazioni pubbliche, perché dovete sapere che ogni anno miliardi di euro non vengono utilizzati e che sono stati stanziati per queste risorse a diversi livelli, dal nazionale fino agli enti locali. È proprio questo tipo di conoscenza che, se viene a mancare, ci impedisce di accedere a ciò che ci spetta. Come vedete, circa il 70% dice che è trattenuta dal fare richiesta per mancanza di informazioni. Tra l'altro dobbiamo ricordarci che non dobbiamo considerare i bonus e le agevolazioni pubbliche solo per le situazioni più gravi di fragilità economica, che riguardano quindi sempre, pensiamo che riguardino sempre qualcun altro, perché in realtà tantissime agevolazioni, secondo la nostra stima è di circa il 60%, non richiedono l'ISEE. È proprio per questo quindi che è importante informarsi e andare a cercare tutte le informazioni. Abbiamo racchiuso tutte queste possibilità all'interno di queste 6 categorie, quindi trasporti, genitorialità, salute,
istruzione, cultura e casa. Questi sono un po' gli ambiti della vita in cui potrebbero aiutare le agevolazioni pubbliche che vengono messe a disposizione dalla regione in primis, ma anche dallo Stato e da tutti gli enti pubblici. Proprio per questo andiamo a vedere da vicino la piattaforma insieme. Ok, eccoci all'interno del sito di Veneto Welfare, venetowelfare.com, e trovate proprio qui in alto Welfare Map. Quindi l'abbiamo citato prima, lo trovate proprio qui nel menu in alto. Cosa occorre fare? Basta cliccare tranquillamente Welfare Map ed eccoci che andiamo nella pagina dedicata. Come vedete, ricordiamo quelle che sono le motivazioni, gli obiettivi di questo strumento. Ricordiamo facilitare la comprensione delle agevolazioni perché i diritti e le opportunità sono tali solo se sono accessibili. Supportare i cittadini nel trovare queste agevolazioni, lo vedremo tra pochissimo come sono organizzate, e promuovere la cultura del welfare inclusiva, perché tantissime di queste agevolazioni vanno proprio in questa direzione. Cosa occorre fare? Clicchiamo accedi a Welfare Map. Eccoci qui. Allora, siamo all'interno della pagina di registrazione, quindi se è la prima volta che fate accesso, andranno compilate queste 3 informazioni: nome, cognome, email e spuntata la casella sono residente in Veneto. Se invece aveste già fatto il primo accesso, vi foste già registrati, è sufficiente cliccare qui. Come vedete, Welfare Map è sottolineato perché è cliccabile. Io adesso inserisco il mio nome, Simone Pedda, inserisco la mia mail, ecco così, segnalo, spunto la casella e clicco registrati. Ecco che il sistema sta andando a registrare proprio le informazioni che abbiamo inserito, dopodiché sarà sufficiente cliccare vai alla piattaforma. Clicchiamo vai alla piattaforma ed eccoci qui alla pagina di login. Come faccio per accedere? Inserisco proprio l'email che ho appena registrato, quindi da più. Ovviamente ognuno inserirà la propria mail. È importante inserire una mail funzionante perché riceverete, non c'è bisogno di impostare nessuna password, ma riceverete un codice univoco, un po' come succede magari con l'applicazione della banca o con tante altre, un codicino di 6 cifre. In questo caso è 272382. Nel vostro caso sarà diverso. Qualora non aveste ricevuto nulla, controllate nello spam ed eventualmente cliccate invia di nuovo l'email. Schiacciamo avanti ed ecco che il sistema ci sta portando all'interno della piattaforma. Ad accoglierci c'è questo messaggio: è il tuo primo accesso, grazie per la fiducia, perché possiamo effettivamente entrare all'interno della piattaforma. Eccoci nell'home page. Subito troviamo una breve descrizione della piattaforma, quindi centinaia di agevolazioni per te e per i tuoi cari, e se andiamo a scorrere leggermente troviamo immediatamente 2 sezioni molto importanti. La prima è proprio Esplora i bonus, che sono le diverse categorie in cui sono raggruppate tutte le agevolazioni che sono state inserite all'interno della nostra piattaforma. Queste agevolazioni sono racchiuse in queste categorie che sono
solitamente quelle proprio più importanti a livello del mondo del welfare pubblico, perché ci racchiudono tutte quelle situazioni della vita che che sono sostenute dall'azione degli enti pubblici. In particolar modo andiamo a vedere come funziona per il mondo della salute, istruzione, trasporti, genitorialità, casa e cultura. Abbiamo suddiviso tutte le nostre agevolazioni che abbiamo all'interno della piattaforma, in queste 6 categorie, in maniera da rendere più facile la consultazione. Andiamo a vedere alcune di queste come sono strutturate. Entriamo ad esempio in genitorialità. Qui troviamo tutte le agevolazioni presenti di questa categoria, suddivise eventualmente anche in sottocategorie. Come vedete abbiamo gravidanza e prima infanzia che sono cliccabili. Cliccando proprio andiamo a filtrare le agevolazioni che sono presenti al di sotto. Quindi cliccando gravidanza, prima infanzia, andiamo a aggiungerli, come vedete sono additivi, quindi sono entrambi selezionati. Se vogliamo poi cancellare la selezione che abbiamo fatto, basta cliccare, come vedete qui, cancella tutti i filtri, bottone molto semplice da utilizzare, e così si torna alla versione, diciamo, non filtrata. Possiamo però aggiungere dei filtri altrettanto importanti per cercare le agevolazioni pubbliche, che è la ricerca avanzata. Ricerca avanzata cosa significa? Significa che posso utilizzare questi filtri per andare a esplorare alcune delle caratteristiche più particolari delle agevolazioni pubbliche presenti all'interno della piattaforma. Ovviamente il primo filtro più significativo, quello che dicevamo anche all'inizio di questo webinar, è quello del territorio. Possiamo andare a filtrare per le agevolazioni di tipo nazionale o di quelle regionali, selezionando le informazioni corrispondenti. Accanto a questo ci sono altre selezioni molto importanti. Quella prima di tutte è la modalità di riscossione. Le agevolazioni pubbliche sono di tipo molto diverso tra di loro e per quello che a volte si sente parlare di bonus, a volte si parla di misure, a volte si parla di agevolazioni, perché sono tutte delle sfumature che vanno a significare delle differenze nelle modalità con cui queste vengono erogate dagli enti pubblici verso di noi cittadini e cittadine. Cosa significa? Andiamo a vederlo insieme. Queste sono le principali modalità con cui le agevolazioni pubbliche vengono erogate. La prima che vediamo, procediamo in ordine, sono i rimborsi. Rimborso cosa significa? Che io ho speso una somma di denaro, diciamo, a priori, quindi per un servizio o per delle prestazioni, e poi facendo la richiesta presso l'ente pubblico di riferimento, possiamo avere un rimborso di una quota parte o della totalità della spesa effettuata a seconda delle diverse caratteristiche della spesa e sulle diverse caratteristiche personali. Facciamo degli esempi. Uno di questi, uno dei più noti e conosciuti, è quello del bonus asilo nido. Bonus asilo nido come funziona? Se ho un figlio iscritto all'asilo nido, appunto, pagherò le rette di conseguenza dell'asilo, poi posso fare la richiesta, in questo caso sul sito dell'INPS, per avere una quota parte indietro fino a 1.500 euro come minimo, e questo valore è dipendente dall'ISEE non tanto per l'accesso alla misura, ma in particolar modo per l'ammontare. Quindi, come vi dicevo prima, tantissime agevolazioni non hanno come vincolo di ingresso l'ISEE, però molto spesso è importante questo valore perché va a
determinare l'ammontare in cui questo bonus, questa agevolazione si sostanzia. Quindi questa è una prima modalità con cui i bonus e le agevolazioni pubbliche intervengono a livello che possono essere della fruizione che ne abbiamo come cittadini. Un secondo gruppo è quello dato dalle prestazioni scontate o prestazioni gratuite. Pensate a una serie di agevolazioni che conosciamo anche molto bene, come possono essere le esenzioni per i ticket sanitari. Questo è un esempio di prestazione scontata o gratuita molto noto, perché effettivamente sulle caratteristiche nostre personali, che possono essere di varia natura, ci sono tutti i diversi codici di esenzioni legate alla nostra situazione o di salute o diciamo patrimoniale reddituale, dà diritto a delle prestazioni scontate o gratuite. Prestazioni scontate o gratuite che sono proprie anche di altre agevolazioni, come la carta giovani, che viene messa a disposizione per dare delle scontistiche a, diciamo, le persone più giovani per usufruire di servizi, musei e quant'altro. Allo stesso modo, ad esempio, anche la Disability Card, che è a livello europeo addirittura, dà la possibilità proprio di avere delle agevolazioni di questo tipo. Un altro elemento centrale del sistema di welfare e di agevolazioni pubbliche è l'incentivo fiscale. L'incentivo fiscale va a toccare tantissimi punti di imposte, di tasse che ci ritroviamo a dover pagare. Uno dei più noti è sicuramente tutto il mondo delle detrazioni e delle deduzioni che avvengono in fase di 730, proprio perché si va a cercare di facilitare il comportamento per alcune situazioni particolarmente importanti. Pensiamo a ciò che riguarda le spese mediche che possono essere detratte all'interno del 730, le donazioni, che anche queste possono essere portate in 730. Sono tantissime, le spese per le lenti, quindi questo è un altro tema. Pensate che anche se queste agevolazioni, molti di noi possono pensare che siano un po' scontate, in realtà non lo sono affatto, perché tra le agevolazioni più visualizzate all'interno della nostra piattaforma in assoluto sono proprio queste qui. La detrazione delle spese delle lenti è una delle più gettonate, anche proprio perché molto spesso si dà per scontato di conoscere il funzionamento o l'esistenza di queste agevolazioni, mentre è importante andare a cercare se c'è qualcosa di adatto alla nostra situazione. Da ultimo, ma assolutamente non meno importante, tra le modalità di riscossione c'è la liquidità. Liquidità cosa significa? Significa che al verificarsi di alcune condizioni, molto spesso anche a seguito della presentazione di una domanda, viene erogato direttamente un contributo in denaro senza che ci sia stato prima un esborso, come nel caso del rimborso, ma direttamente come ad esempio nel caso dell'assegno unico universale. Questo è un caso proprio emblematico. Accanto alle modalità di riscossione vediamo che è possibile filtrare anche per status, quindi le agevolazioni in arrivo, quindi quelle per cui si potrà fare domanda nel prossimo periodo, quelle disponibili, cioè quelle che sono già aperte, quelle che si può già fare domanda per l'agevolazione, oppure quelle in scadenza, cioè quelle che sono verso la fine del periodo di presentazione della domanda, perché in questo modo possiamo andare a evitare di non poterne usufruire. Da ultimo trovate questi ultimi due filtri,
che sono particolarmente significativi proprio per quello che dicevamo prima, per abilitarci alla possibilità di sfruttare le opportunità che vengono messe a disposizione. Il primo è per tutti i redditi, quindi quelle agevolazioni per cui non è necessario presentare l'ISEE per essere eleggibili, quindi per avere diritto a questa agevolazione. Come facciamo ad attivare il filtro? Adesso lo vediamo grigio con il pallino bianco sulla sinistra, cliccando questo si sposterà sulla destra e diventerà illuminato. In questo modo vuol dire che è attivo. Allo stesso modo possiamo farlo anche per questo secondo filtro, se la domanda è online o al telefono. Quindi cosa vuol dire? Che possiamo fare la domanda in autonomia, a casa. Questo non vuol dire che sia sempre facilissimo da fare, quindi che però almeno avere l'opportunità di poterlo fare in autonomia, questo vale per appunto il bonus asilo nido, vale per il, le agevolazioni che rientrano nel 730, vale per l'assegno unico universale, vale per tantissime altre di questi tipi. Basta cliccare anche qui per filtrare. Una cosa che non vi ho detto ma che è molto importante è che questa piattaforma voi la potete usare da qualsiasi dispositivo senza scaricare niente. Quindi noi adesso lo stiamo vedendo utilizzata dal computer, voi potete utilizzarla anche tranquillamente dal telefono, quindi una volta che vi siete, potete fare direttamente la registrazione dal telefono, oppure una volta che vi siete registrati andate su welfaremap.dritto.it e entrate con l'email che avete registrato. Andiamo però a vedere come sono fatte queste agevolazioni. Quindi, come vedete, queste sono tutte schede cliccabili, quindi sono tutte, possiamo andarle a approfondire. Ciascuna di queste ha una scheda dedicata. Cosa significa? Significa che cliccando su una di queste, andiamo a vedere ad esempio l'assegno unico universale, andiamo a vedere come è proprio fatta. C'è un contenuto multimediale in quelle più significative, quelle più importanti, in cui noi di Lavorability, noi di Dritto, vi presentiamo le agevolazioni cercando di rendervele ancora più fruibili, ancora più semplici di quello che già abbiamo provato a fare all'interno della nostra scheda, e poi trovate qui a lato un riassunto delle caratteristiche principali. Ad esempio, in questo caso la forma, la modalità di riscossione è liquidità, quindi viene erogata direttamente la somma, è di tipo nazionale in questo caso, può essere richiesta lungo tutto il periodo dell'anno ed è erogata dall'INPS. Se doveste cliccare sul pulsante vai al sito ufficiale, adesso proviamo a farlo insieme, atterriamo alla pagina corrispondente dell'agevolazione per poter fare la richiesta. Quindi noi adesso da qui volessimo fare la richiesta dell'assegno unico, possiamo cliccare utilizza il servizio, fare il login con lo SPID o con CIE e andare a vedere di fare proprio, di inviare la domanda in totale autonomia. Ovviamente non tutte le agevolazioni possiamo fare la domanda direttamente dal sito ufficiale, allora questo pulsante vi porterà in un punto del sito dell'ente erogatore per approfondire tutte quelle che sono le informazioni ulteriori di cui dovreste avere bisogno. Poi qui sotto troviamo due caratteristiche fondamentali, qua ce le potevamo immaginare perché erano i due filtri che abbiamo lasciati attivi, quindi è una misura per tutti i redditi e con domanda online o al telefono, e poi invece al di sotto troviamo tutta la spiegazione, quindi di come funziona, cosa significa. Significa che qua troviamo tutte le caratteristiche, quindi a chi è rivolto con la sua spiegazione, quali sono i requisiti per accedere. Come vedete l'assegno unico è una delle più strutturate perché ha delle caratteristiche particolari che devono avere sia chi fa la domanda sia i figli. Oltre a questo, come vedete, basta ricliccare e trovate e potete richiudere la tendina.
il valore del bonus, quindi la spiegazione di come si calcola l'agevolazione, quindi quali sono i massimali, i valori minimi, le cose a cui prestare attenzione relativamente all'ISEE oppure alle tempistiche corrispondenti, quando fare la domanda, quindi in che periodo dell'anno, e come fare la domanda, quindi cosa e come fare per, abbiamo visto poco fa, accedendo al sito dell'INPS. Questo è uno dei mezzi più semplici per poterlo trovare. Qui sotto troviamo invece alcune altre agevolazioni che possono interessarci. Queste cambiano sempre e quindi le scoprirete passo passo. Torniamo un attimo alla home page. Come fare? Trovate qui in alto il logo che è cliccabile, oppure anche tramite la casetta che vedete nell'altro angolo. In questo modo atterrerete sempre nella home page. Una volta che siamo qua tornati qui nell'home page, volevo farvi vedere ancora un paio di informazioni. Il primo è che oltre alle categorie in cui abbiamo racchiuso tutte le agevolazioni, ci sono delle situazioni di vita che sono un po' trasversali a queste categorie, quindi non si fa fatica a racchiuderle in una sola di queste. Proviamo a pensare proprio a queste che abbiamo qui sotto, le tematiche che riguardano i giovani, che riguardano la disabilità, che riguardano le persone anziane, quindi la terza età, gli eredi, quindi situazioni, diciamo, a seguito della scomparsa dei nostri cari, cose che riguardano i figli o riguardano persone straniere, oppure ancora persone in situazioni di fragilità economica, e sono tutti aspetti che toccano tante delle categorie, sicuramente più di una. Pensiamo alla disabilità, che è proprio emblematica perché tocca sostanzialmente tutte queste categorie. Cosa abbiamo fatto? Cliccando su uno di questi pulsanti neri atterriamo su una pagina specifica, quindi troviamo tutte le agevolazioni che sono legate a questo tema. Possiamo andare a scorrerle oppure entrare in ciascuna di queste. Quindi abbiamo trovato un modo per racchiudere in maniera differente le agevolazioni che qua trovate segmentate nelle diverse categorie. Quindi abbiamo parlato della genitorialità, ma vale anche per tutte le altre, ad esempio salute. Il concetto è lo stesso: trovate inizialmente le sottocategorie, quelle più specifiche, in questo caso assistenza ausili, esenzioni ticket, odontoiatria, oncologia, spese mediche e spese veterinarie, che in questo momento non ci sono delle agevolazioni, e la possibilità sempre di filtrare con la ricerca avanzata. Le agevolazioni le potete anche trovare tramite la ricerca, ok? Quindi cliccando sulla lentina potete accedere alla sezione con la ricerca. Se io cerco asilo nido, ad esempio, il sistema mi va a trovare l'agevolazione corrispondente. Possiamo cercare le altre cose e di conseguenza andare ad esplorarle. Quindi anche in questo caso sono cliccabile, è modificabile senza nessun problema, e andiamo a leggere tutte le informazioni. In più, cosa vi posso dire è che qui sotto trovate anche le agevolazioni che sono quelle più consultate. Come vi dicevo, anche se molto spesso quelle più note possiamo pensare che magari siano meno interessanti per le persone, in realtà quello che abbiamo capito è che non è proprio così, perché come vedete queste sono le agevolazioni più consultate in assoluto all'interno della nostra piattaforma. L'assegno unico universale, la detrazione delle spese delle lenti, bonus per l'acquisto della prima casa, le prestazioni odontoiatriche rivolte a tutti i cittadini, sono quelle più viste, quelle più visualizzate.
come in tutta la piattaforma, quando trovate queste anteprime, anche queste sono cliccabili, potete entrare senza problemi e visualizzare tutte le informazioni. Ok, abbiamo percorso tutta la panoramica della piattaforma. Quando volete chiuderla, semplicemente chiudete il browser e così avete chiuso anche la piattaforma. Io adesso interrompo la condivisione e lascio lo spazio ad eventuali domande qualora dovessero esserci. Un partecipante chiede: esiste una newsletter per aggiornarci sulle agevolazioni nuove che verranno inserite? Non è prevista una newsletter, quindi quello che consigliamo di fare è periodicamente di accedere alla piattaforma, andare a ricercare, perché comunque vengono messe in evidenza, le trovate, proprio c'è un indicatore sulle tessere che abbiamo visto poco fa, sulle anteprime, in cui c'è scritto novità. Quelle sono che le trovate direttamente all'interno della piattaforma, lì le trovate proprio evidenziate, quindi scorrendo trovate quelle per cui ci sono state delle modifiche, ad esempio magari è uscita un regolamento diverso, è uscita una circolare che ha cambiato o i requisiti o gli importi o le scadenze. Noi quando l'aggiorniamo mettiamo il tag novità, che lo trovate direttamente sull'anteprima però non è previsto un sistema di notifiche da questo punto di vista. Allora, io intanto vi ringrazio a tutti e tutte che avete partecipato, ringrazio molto Silvia e Veneto Welfare e vi auguro a tutti una buona navigazione della piattaforma. Grazie, io vi invito appunto a consultare Welfare Map, questo strumento utile che vi è stato illustrato da Simone, che appunto potete trovare sul nostro sito di Veneto Welfare. Grazie e buon pomeriggio.